Pasqua, una delle manifestazioni più suggestive della Pasqua in Sicilia. Fede, tradizioni popolari, arte, eventi a San Biagio Platani. Quella chiesa, posta al centro di Corso Umberto, è il punto di partenza dal quale si avviano due ali frontalmente poste l'una innanzi all'altra, composte da piccoli e grandi capolavori che utilizzano la festività di Pasqua come base sulla quale i sambiagesi edificano ogni anno un mix sapiente di tradizioni, cultura, arte, promozione turistica del territorio, gli archi di Pasqua di San Biagio Platani. Per il secondo anno siamo ritornati all'antichità, come si facevano una volta, con il contributo dei vari commercianti, con il volontariato dei cittadini, quindi da 2 anni si è ritornati indietro negli anni. Cosa rappresentano gli archi di Pasqua per il popolo sambiagese? Allora, gli archi di Pasqua è l'orgoglio sambiagese, oltre ad essere una delle fonti, la principale fonte di economia, dove questo turismo una domenica di maggio come oggi non ci sarebbe stato. Come è cresciuta nel tempo questa manifestazione? La manifestazione è cresciuta grazie alla qualità dei manufatti che è aumentata negli anni, grazie alla pubblicità che abbiamo fatto, grazie al passaparola dei turisti, che è fondamentale. I sambiagesi danno l'impegno di partecipare ogni sera nei 2 mesi precedenti al giorno di Pasqua per la realizzazione di questi manufatti, che c'è tantissimo lavoro ed è realmente un lavoro da pazzi. Siamo uno staff, proprio noi, l'Associazione Creatività d'un Popolo, siamo quelli che andiamo a cercare gli sponsor, andiamo a cercare tutto quello che serve, il materiale, a reperire tutto quello che serve per portarlo nei vari laboratori per la massima riuscita dell'evento. Quando poi è il momento di smontare tutto quanto, cosa accade? Allora, precedentemente, prima del nostro arrivo, andava tutto perso. Qualche pezzo lo portavano nel museo, dove esiste il museo della Pro Loco di San Biagio Platani, mentre per il secondo anno cerchiamo di recuperare il ferro, cerchiamo di recuperare i pezzi che rimangono integri, per non riutilizzarli l'anno precedente, ma per far sì di arricchire il museo, arricchire il comune dandogli in comodato d'uso, quindi far diventare San Biagio un museo a cielo aperto 365 giorni all'anno. Al centro di tutto questo 2 confraternite, quella dei Madunnara e quella dei Signorara, che infoltiscono le loro fila con i propri devoti, maestranze del comune montano che attendono un intero anno che giunga questo momento per dare libero sfogo alla possibilità di esprimere la parte più preziosa di quel genio creativo di ciascuno che elabora opere d'arte seguendo un'idea e un progetto. Gli archi di Pasqua seguono temi che ogni anno si rinnovano sotto la guida di un direttore artistico che da sempre segue il crescere ininterrotto, il perfezionarsi puntuale, lo stupore che l'installazione crea negli occhi dei visitatori per l'esposizione di quel gioiello che anche quest'anno adorna San Biagio Platani e ne fa meta di turismo. Gli archi di Pasqua possiamo dire che nascono con le origini del paese
paese, quindi abbiamo dietro le spalle quasi 300 anni di storia. Notizie certe, già nella seconda metà del Seicento venivano realizzate queste due strutture, gli archi principali che si trovano di fronte alla Chiesa Madre. Il tutto nasce come momento celebrativo di un periodo ben preciso dell'anno, cioè il passaggio dall'inverno alla primavera. Questo è il filo conduttore che ci lega con tutte le feste che vengono prima del cristianesimo, cioè praticamente feste degli assiri, babilonesi, egiziani e i greci dopo. Con i cristiani praticamente la celebrazione del rito della Pasqua avviene in questo periodo ben preciso, dico che è la primavera. Qua che cosa succede a San Biagio? Partiamo dall'elemento principale, l'arco. L'arco, così per come nella tradizione ha un ruolo di celebrazione, infatti gli antichi romani costruivano l'arco di trionfo quando l'imperatore ritornava vittorioso dalla battaglia. In questo caso un popolo di contadini che cosa può offrire al proprio re che ritorna, che vince la morte, quindi ritorna vittorioso da questa battaglia? Offre i prodotti del proprio lavoro, i prodotti della natura. L'elemento principale, predominante, che costruisce tutta questa scenografia è il pane frutto del duro lavoro. Quindi rito come? Cioè nel senso che questa celebrazione, oltre ad essere un rito religioso, ha un po' il sapore di un rito propiziatorio, perché il contadino il giorno della Pasqua, durante l'incontro del Cristo, al braccio porta appese le spighe quasi mature, le fave, che sono i legumi che fanno parte dell'alimentazione predominante di questa popolazione, e anticamente portava anche appesa al braccio un'ampolla con l'anguilla, frutto della pesca del fiume Plateri. Allora possiamo dire che questa manifestazione nasce con l'identità del popolo sambiagese, l'identità di un popolo creativo. Difatti questa può essere considerata l'unica opera d'arte al mondo pensata collettivamente e realizzata collettivamente, cioè quindi questa comunità ha capito che la propria creatività, la produzione di bellezza è uno strumento di riscatto sociale, culturale e principalmente economico per queste piccole realtà. C'è stata nel tempo una evoluzione degli archi di Pasqua, come erano all'inizio e come sono adesso? Sì, partiamo dal discorso che alle origini praticamente esistevano quelle due strutture di fronte alla Chiesa Madre che delimitano lo spazio dove avviene l'incontro del Cristo. Quello è considerato uno spazio sacro a tutti gli effetti, cioè la Chiesa Madre è una chiesa a 3 navate, l'altare centrale nella navata principale e 2 altari nelle absidi laterali. Quei 2 altari vengono curati tradizionalmente da 2 confraternite, Madonnara e Signorara. È come se quello spazio sacro venisse posto all'esterno e quindi parallelamente vengono costruite queste 2 strutture. Che cosa succedeva anticamente? I telai degli archi venivano affidati a famiglie di contadini. Tutta la gente del quartiere metteva a disposizione la propria cuddura per allestire l'arco. Quando queste cuddure eccedevano, venivano fatte delle appendici laterali dove venivano posizionate queste cuddure. Un po' gli archetti nell'arco trionfale, gli archetti laterali. Quando poi, questo materiale era in sovrabbondanza, perché questa è una matrice di solidarietà, questa festa, adesso vi spiego il perché, e quando questo materiale era in sovrabbondanza venivano costruiti dei telai laterali, sempre con materiali vegetali, da qui nasce l'idea di creare questo percorso che immette in questa soglia di passaggio, che sono gli archi, rappresentata dagli archi trionfali. Dico che questa manifestazione è anche una matrice di solidarietà, perché anticamente che cosa succedeva? Quando l'arco centrale, che veniva allestito la notte del sabato, perché il venerdì santo era ricoperto solo di rosmarino, che è un'essenza che simboleggia un po' il lutto. La notte del sabato veniva allestito l'arco centrale, la notte della Pasqua a rullo di tamburi veniva scaricato, il termine è questo, cioè veniva scaricato a terra, e il pane veniva offerto a tutti i poveri della zona che si raccoglievano in quel luogo. Quindi
Questo è cioè, oltre ad avere una valenza propiziatoria, ha anche un rito di solidarietà, cioè chi ha di più cerca di dare a chi ha di meno. Visitatori che giungono da ogni luogo e si riversano nel piccolo comune dell'entroterra agrigentino, affollando le strade in un tripudio di festa e gioia per ammirare architetture e installazioni realizzate secondo la più autentica tradizione contadina con prodotti della terra. È un trionfo di cereali, farina e grano, mais, riso, foglie di alloro, pasta, elementi decorati, plasmati e lavorati, manufatti dipinti e ricchi di orpelli realizzati con la pasta di sale, esplodono in un'arte raffinata che riesce, attraverso la creatività di un popolo, a raccontare storie e miti, dare vita a stupefacenti oggetti, quadri, cornici, sontuosi lampadari, esalta la tradizione gastronomica, inserisce dolci tipici ma vieppiù comunica valori che il tempo e i mutamenti sociali hanno fortemente sbiadito.
pane è un elemento che agli albori di questa festa è l'elemento primordiale, l'elemento principale della festa stessa. Anticamente appunto serviva ad addobbare l'arco di trionfo del Cristo, l'arco di trionfo della Madonna, e successivamente donato ai poveri. La cuddura, l'elemento principale che si trova nell'arco centrale, è la marmorata, questo elemento bianco che abbiamo, diciamo, sono gli elementi, i pani votivi più importanti delle origini della festa. Successivamente si è sviluppata la lavorazione della pasta di sale, che diciamo in 30 anni e più di della manifestazione degli archi di Pasqua ha raggiunto livelli straordinari. La lavorazione della pasta di sale è una lavorazione che avviene appunto con l'impasto di 1 chilo di farina, 1 chilo di sale e l'acqua, e poi viene lavorata e successivamente, dopo la realizzazione dei vari manufatti, infornata a una temperatura costante, a una temperatura bassa che permette di asciugare appunto il manufatto, e successivamente viene esposto negli archi. La pasta di sale, appunto, noi con la pasta di sale che cosa realizziamo? Realizziamo i vari rosoni che vanno ad addobbare gli archi, rosoni di frutta, rosoni di fiori, medaglioni. Quest'anno abbiamo fatto per esempio i medaglioni che rappresentano figure mitologiche, figure di santi, perché il tema, c'è da dire che ogni anno è diverso. Quest'anno abbiamo scelto, mio papà, l'artista Carmelo Navarra, ha scelto il tema miti, leggende e santi. Oltre a quella che è appunto la lavorazione del pane, abbiamo un'altra tecnica molto importante che ha raggiunto livelli straordinari, che è la tecnica del mosaico di legumi. Il mosaico di legumi dove appunto quest'anno abbiamo realizzato con la confraternita delle pale d'altare che rappresentano appunto figure mitologiche e figure di santi. Questa tecnica com'è? Questa tecnica praticamente, dopo che l'artista realizza il disegno, le varie maestranze che possono essere bambini, cioè nei magazzini dove si lavora abbiamo tutte le fasce generazionali, a partire dai bambini di 5 anni ad arrivare ai vecchi di 80 anni, e vanno, diciamo, a ricoprire questa superficie disegnata con i vari legumi. Con il pepe nero si realizzano i contorni della figura, appunto, con i vari legumi che possono essere mais, soia, ceci. Tutti legumi di vario genere vengono diciamo, ricoperte le cambiture di questo disegno, create le varie sfumature, tutto con prodotti naturali, diciamo, il colore viene lasciato invariato per come si presenta in natura. Ma c'è un lavoro per sviluppare tutta questa attività che dura quanto? Allora, c'è un lavoro che, diciamo, solitamente si inizia a lavorare subito dopo Natale. Già prima di Natale iniziano le prime riunioni per cominciare a sviluppare i vari progetti e le varie, insomma, decisioni. E il lavoro che c'è dietro gli archi è un lavoro di 3 mesi, 2-3 mesi. È il lavoro dove diciamo, tutti coloro che realizzano gli archi puntano sulla notte, cioè le nottate nei magazzini, si inizia a lavorare alle 8 di sera, si finisce di lavorare alle 2, alle 3 di notte, ininterrottamente, proprio per raggiungere l'obiettivo che ci prefissiamo. Ma chi materialmente partecipa? Materialmente partecipano
tutto il popolo, come dicevo prima, dai bambini agli anziani, e le due confraternite, la confraternita Madunnara, la confraternita Signorara. Da 2 anni diciamo che a gestire tutta la manifestazione è l'associazione Creatività di un Popolo, che è nata l'anno scorso e ha proposto anche quest'anno di realizzare gli archi in maniera, come l'anno scorso, in maniera ritornando al passato, con sponsor liberi da parte dei cittadini, con sponsor da parte delle attività commerciali e solamente con il volontariato, non appunto in maniera volontaria. Il tutto non è realizzato con fondi regionali o da parte del comune, ma appunto con liberi sponsor da parte dei cittadini. Ed è un colpo d'occhio che stupisce di quella Sicilia che nasconde tesori ad ogni angolo e che qui rivela un popolo di artisti che creano mosaici, ripercorrono la storia dell'umanità, lanciano messaggi sui quali fermarsi e riflettere, come Icaro che, oltre che a rappresentare la sua storia, vuole richiamare l'attenzione sull'equilibrio. Il tema di quest'anno, almeno dal lato Madunnara, dove io mi occupo della progettazione, delle decorazioni e anche dei disegni dei pannelli, tratta i riti, il collegamento fra i riti, i miti, i santi e delle leggende della Sicilia. Tutte queste figurazioni che sono nate hanno un filo conduttore che si lega con il rito della Pasqua, quindi rappresentano i santi, sono dei santi siciliani o dei santi che rappresentano la lotta fra il bene e il male. E le sante, Sant'Agata, Santa Rosalia e Santa Lucia, delle sante che in qualche modo si sono opposte a un'imposizione, mentre le leggende riprendono alcune leggende della nascita della nostra terra, della Sicilia, e c'è pure la leggenda di Colapesce che rappresenta il sacrificio di un siciliano che tende a salvaguardare questa nostra isola, cioè il meccanismo è questo. E i miti invece rappresentano dei miti di passaggio, tipo per esempio il mito di Persefone, che rappresenta il passaggio dall'inverno alla primavera, con il discorso del ratto di Persefone da parte di Ade, e la ricerca poi della madre, e quando poi la trova Zeus praticamente gli concede di passare 6 mesi sulla terra, e quindi quando lei è sulla terra fiorisce la primavera, fiorisce la natura, quando invece nella terra di sotto siamo al buio, quindi c'è la notte dell'inverno. Un po' quello è il tempo che scandisce il tempo circolare della popolazione contadina di San Biagio, che chiaramente l'inverno, poi la rinascita della natura avviene nel giorno di Pasqua con l'incontro del Cristo con sua madre. C'è anche una scultura di Icaro.
Sì, e questa scultura è legata con, cioè io la leggo con questo territorio perché noi qua ci troviamo nella culla della Valle dei Sicani, cioè praticamente in un luogo strategico considerato il punto dove esisteva la vecchia città, l'antica città di Camico, l'antica fortezza di Camico, che il mito racconta che è stata costruita da Dedalo, padre di Icaro, quando è stato ospitato da Cocalos, fuggiasco da Creta, inseguito da Minosse. Qui abbiamo la prima forma di accoglienza del popolo siciliano, cioè nel senso l'accogliere il diverso, l'accogliere una persona che non conosci, ma quella persona ha un bagaglio culturale che nella relazione, nel relazionarsi con l'altro lo trasmette, per cui Dedalo, che era un architetto, un artista, un poliedrico, un artista a tutto tondo, ha trasmesso alla popolazione autoctona siciliana, della Sicilia, ai sicani, la sua tecnologia, la sua arte. Icaro, il mito, lo racconta che chiaramente l'ambizione di un giovane, dopo tutte le raccomandazioni del padre, conosciamo il mito di non volare troppo in alto perché il sole avrebbe sciolto la cera e quindi sarebbe precipitato la cera che legava le piume per le sue ali, e né troppo basso perché altrimenti l'umidità del mare avrebbe appesantito le ali e quindi sarebbe caduto, ma raggiungere un equilibrio, la via di mezzo. Quindi questa scultura nasce come un'esortazione all'uomo di oggi a raggiungere la dimensione dell'equilibrio, che è la dimensione della umiltà, della saggezza e dell'equilibrio, appunto, cosa molto difficile e come possiamo constatare in questi tempi che chi esercita il potere chiaramente ha perso il sentiero di questa dimensione. Un messaggio quindi che è arte, è tradizione, è cultura, ma è anche di natura educativa e sociale. Sì, è molto importante, anche perché questa manifestazione, oltre, cioè dico di più, diventa anche un momento terapeutico per questa comunità, perché dopo il lungo inverno una comunità di 3.400 abitanti dell'entroterra, isolata dai grossi centri, e nel momento della preparazione degli archi diventa un momento di riscatto sociale. Perché? Perché si inizia a socializzare. All'interno dei laboratori non esistono barriere generazionali, all'interno dei laboratori troviamo dalla persona di 80 anni al bambino, ai ragazzi della scuola. Quest'anno per esempio, quando io dico che cioè, aggregarsi, stare assieme significa anche fare cultura, quando io portavo il pannello già disegnato e davo il titolo all'opera, i ragazzi che erano all'interno dei laboratori, che sono lì per posizionare le tessere vegetali, andavano a ricercarsi l'argomento, ognuno di loro se lo raccontava, quindi questo diventa anche un momento di crescita culturale per una piccola comunità e per le diverse generazioni. Una cosa molto importante è quello di lasciare uno strumento che chiaramente, se utilizzato bene, che il telefonino è uno strumento di comunicazione, ma li distrae moltissimo da quella che è la manualità e il mettere in connessione il pensiero con il gesto e con la creatività. In questo caso i nostri laboratori hanno questa funzione, quella di socializzare e trasmettere ai ragazzi l'autonomia di creare, di pensare e creare bellezza, perché non mi stancherò di ripetere che la creazione di bellezza per questa comunità significa un momento appunto di riscatto, sia sociale, economico e culturale principalmente. E qui dal lato dei Signorara vediamo dei lampadari che sono delle piccole opere d'arte realizzate con vari cereali. Qual è la particolarità da quest'altro lato e qual è anche il significato di alcune realizzazioni che vedo bianche? Allora, diciamo che le nimpe, questi lampadari appunto hanno il nome di nimpe e sono, diciamo, i lampadari che vanno ad illuminare la sera queste cattedrali effimere, diciamo, possiamo dire all'aperto, sia nella confraternita Madonnara che nella confraternita Signorara abbiamo questi elementi che vanno ad arricchire il tutto. Diciamo che nella confraternita Signorara, nell'arco centrale, c'è il simbolo
simbolo della ninfa come era realizzata anticamente, perché anticamente la ninfa veniva realizzata con il dattero, quindi questo frutto che ormai si è perso con la morte di tutte le palme che avevamo nella zona. E quindi dico, il dattero era l'elemento che veniva infilato con ago e filo, venivano formate le cadute della ninfa e successivamente veniva addobbata la struttura con un fiore molto bello, l'anturium rosso e bianco. Nella confraternita signoraria si è sviluppato la lavorazione dei fiori di carta fatti con la carta crespa, quindi dalle donne, e dei fiori di calze da donna che possiamo intravedere nella ninfa, che vanno ad arricchire la parte, la struttura appunto della ninfa stessa, di questo lampadario. Nella confraternita madunnara successivamente si evolve questa situazione con la realizzazione di questi lampadari con le collane di mais. Con le collane di mais e delle decorazioni fatte appunto in pane o in pasta colorata. Quest'anno nella confraternita signoraria, che hanno voluto riprendere la sacralità come tema, abbiamo delle ninfe dove queste cadute, appunto le cadute delle ninfe stesse, sono realizzate con i ceci, che vogliono rappresentare le corone del rosario, quindi le corone che vengono realizzati ogni anno ex novo? Ex novo, tutto ex novo, tassativo, il tutto viene distrutto e rifatto da capo in maniera del tutto nuova, con materiali nuovi, quindi quello che vediamo quest'anno il prossimo anno non ci sarà. Ma il pane è la parte preponderante, ma i prodotti da forno, i dolci? Allora, i dolci che sono gli elementi presenti nell'arco centrale sono i dolci di Pasqua, che a San Biagio appunto si chiamano marmorata. La marmorata che riprende il nome del marmo in siciliano, se guardiamo appunto il nome del marmo è marmaro. Marmaro, quindi da ciò deriva questa parola, marmorata, e si rifà al marmo appunto sia per la consistenza che per il colore, perché al momento del gusto questi dolci, essendo fatti di pane azimo, hanno una consistenza alquanto dura e il colore dato dalla glassa, quindi lo zucchero con l'uovo montato a neve, dà il colore marmoreo. Riprendono quelli che sono i simboli legati alla tradizione degli archi, quindi i simboli del contadino, quindi la ruota del carro, i simboli religiosi, la chiesa, l'angelo, simboli della Pasqua, la colomba, simboli della primavera, perché c'è da dire che questo elemento è un elemento molto importante, la primavera, perché tutto questo cade in un momento preciso dell'anno, quindi il momento in cui si risveglia la natura, quindi il passaggio, ciò che è per il contadino il passaggio quindi dal lungo inverno alla primavera è il passaggio del Cristo dalla morte alla risurrezione. Quindi quest'arco centrale dove noi ci troviamo, l'arco centrale di Signoraria, l'arco centrale dei Madunnara, rappresenta la soglia di passaggio. La soglia di passaggio, pertanto lo spazio di fronte a noi è lo spazio in cui avviene il tutto. C'è da dire pure un'altra cosa, che questi due archi sono un prolungamento degli altari che troviamo all'interno di questa chiesa. L'altare del Santissimo Sacramento, quindi che si collega con l'arco dei Signoraria, e l'altare della Madonna del Rosario che si collega con l'arco dei Madunnara. La parte centrale che cosa rappresenta?
Idealmente è l'altare maggiore portato all'esterno. All'interno della chiesa, sull'altare, ogni giorno si perpetua il mistero di Cristo, quindi la morte e risurrezione. All'esterno tutto questo si figura e si rappresenta il giorno di Pasqua, con l'incontro con la Madonna e il Cristo che trionfa sulla morte. Una domanda che dalla spiritualità diventa proprio molto materiale e viene stimolata dalla visione di questi archi di Pasqua, ma sono materiali deperibili. Se dovesse piovere, come fanno a superare le intemperie, perché comunque sono esposti costantemente agli agenti atmosferici? Sì, sono trattati con degli impregnanti per esterni, quindi delle vernici che permettono, diciamo, la conservazione per tutto il periodo della festa. È un brulichio di persone, un'occasione per destagionalizzare, un trionfo di musica e festa, una opportunità per incontrarsi e sorridersi avvolti da quella straordinaria magia che dentro quel microcosmo disegna dimensioni fatate, in cui i più piccoli giocano con i palloncini. L'armonia e la bellezza conducono per mano e sviluppano la meraviglia di ammirare, la sorpresa di scoprire talenti in cui abilità e ingegno esprimono un mondo con il suo tempo e la sua storia, esprimono vita. Siamo veramente soddisfatti di questa giornata che abbiamo voluto condividere insieme a loro e io e il sindaco vogliamo fare partecipi di questa iniziativa. Siamo felici e soddisfatti perché loro lo sono. Grazie a voi. Bene, ottimo, siamo felici, abbiamo organizzato questa gita per dare la possibilità ai nostri concittadini di vedere questi archi meravigliosi. È stata una bella giornata, si sono divertiti, un'opportunità di svago importante per i nostri anziani. Troppo bello, è troppo bello. È stato bellissimo e voglio ringraziare a tutti. Ciao! Bellissima, una bellissima giornata, tutto bellissimo. Una bellissima giornata, ringraziamo sia il sindaco che l'assessore. Complimenti di tutto, bellissimo veramente. Fioriti, limoni e gelsomini, c'è nella mia terra si cammina, sento forte rumore di un leone, guardando questa gente amarriti, arabi, normanni e fenici, barbari, sicani e quattro croci, erano 2000 quando i greci, c'era Santo Nero e gli africani, suonavano sotto i secoli le facce, sono rimasti sempre tutti uguali, siamo tutti di chi ha dominato, mezzi cattolici e mezzi musulmani. Non so stare sempre questo sole, questo mare di spavento, vivo bene solo quando sono a casa come 200. Non so stare senza questo sole, questo mare di spavento, e pianto, vivo bene solo quando sono a casa come 200. La dominanza e guerra e i mafiosi, reso la strada arida e spinosa, abbiamo la protezione dei giganti, siamo gente con le mani avanti, tedeschi, giapponesi e francesi, i clandestini americani, ricordando Garibaldi e Goethe, Sciascia, Pirandello e Camilleri, sono passati sempre un mondo strano, i poveri piscianti ma in una, le facce dei politici ruffiani, la pose Bilbo e Bisbo le Dontoni. Questo sole, questo mare di spavento, io non benissimo quando sono a casa come 200. Ehi, non so se senza questo sole, questo mare di spavento, e piango, vivo bene solo quando sono a casa come 200. Tutti, ehi!
Di Pasqua, una delle manifestazioni più suggestive della Pasqua in Sicilia. Fede, tradizioni popolari, arte, eventi a San Biagio Platani.